Ben ritrovati a tutti voi appassionati della corsa. Oggi siamo qua e parleremo di grandi imprese che hanno fatto la storia della corsa, che hanno lasciato un segno, e dei campioni che compiono queste imprese. E incontreremo un grande campione di casa e lo conosceremo fra poco. Non riesco a rendermi conto di cosa sia potuto accadere, dell'esito finale sono sorpreso. Meravigliato, le emozioni sono fortissime, il cuore palpita a frequenze superiori a quelle vissute in corsa, mentre vengo ristorato con un'ampolla, contenente l'acqua del fiume locale, e mi viene posta sul capo una corona d'ulivo, ma soprattutto mentre sento l'abbraccio della folla e di alcuni italiani ritirati, svegliati dagli schiamazzi. Benvenuto e ringraziamo Ivan Cudin, questo grande campione, ho detto di casa perché siamo qua a Codroipo, quindi siamo venuti a trovarlo a casa. Dunque queste erano le tue parole, Ivan. Che effetto ti fa? Il re di Sparta ti hanno definito. Quando senti questo titolo che ti hanno attribuito, una cosa proprio sa di leggenda, come ti senti? Ma sicuramente risentire, rivivere quei momenti fa palpitare ancora il cuore, regala ancora emozioni, la mente vaga di nuovo là e sento di nuovo, rivivo di nuovo quei momenti fantastici. Sì, una leggenda perché la Spartathlon, stiamo parlando della Spartathlon, questa corsa veramente leggendaria da Sparta a Atene, più di 200 chilometri, che Ivan ha percorso in meno di 23 ore ed è entrato nella storia perché l'ha vinta 2 anni di seguito e nel 2013 è salito sul podio, si è arrivato terzo, quindi si può ben parlare di leggenda. Che fascino ha questa corsa così massacrante, 200 chilometri, solo a pensare a più di 200 chilometri noi ci vengono i brividi. Ma sicuramente ci sono diversi aspetti che la rendono unica e affascinante. Il fatto di correre nella storia è sicuramente l'aspetto più importante, cioè veramente vivi in un contesto, ti giri, vedi monumenti, la realtà, dove è partita, diciamo, quello che è stato il pensiero moderno, diciamo. E poi è incredibile la partecipazione della gente, le persone che ti aspettano durante la notte, i villaggi che fremono, persone anche anziane che ti attendono alle 3, alle 4, si complimentano, ti toccano, bambini che ti inseguono in bici, ragazzi che ti chiedono autografi sui quaderni di scuola. È veramente unica, difficile da descrivere, emozionantissima. Una corsa, quindi dalle tue parole si può capire veramente che si vive anche a livello emozionale, non solo atletico, in maniera molto intensa. Assolutamente sì, viverla solo dal punto di vista atletico è assolutamente riduttivo, non penso nessuno lo possa fare, sicuramente chiunque tiene a fare il proprio meglio, però vive il contesto. Beh, insomma, avete sentito, sono belle parole. E adesso parliamo invece di un'altra impresa che hai appena fatto il mese di novembre, questa gara a Taiwan in pista sulle 24 ore, durante la quale hai stabilito il miglior record di sempre italiano su questa distanza in pista. Raccontaci un po' un'atmosfera diversa dalla Spartathlon, no? Qua siamo in pista, quindi il pubblico sempre lì, e anche qua insomma penso che sarà stato un impatto sicuramente diverso, però intenso, ugualmente forte. Beh, c'è una storia abbastanza particolare, nel senso che erano un paio d'anni che l'organizzatore, tramite una sorta di selezionatrice europea che è stata la prima artista del mondo nella 24 ore, cercava di portarmi là. Sfortunatamente io, diciamo, ho sofferto di seri infortuni l'anno scorso, l'anno precedente invece avevo impegni lavorativi che non mi permettevano di andarci, per cui non avevo potuto esserci. Quest'anno all'invito non avevo dato conferma, nel senso che non me la sentivo. Come vi dicevo prima, io arrivavo da 1 anno e mezzo di infortuni abbastanza importanti.
pregiudicavano le mie performance e soprattutto minavano la mia certezza, quindi anch'io avevo bisogno di una conferma. Dissi loro che se avessi finito la Spartathlon senza soffrirla troppo e avessi recuperato decentemente, insomma, avrei cercato di fare del mio meglio da loro. Così andò. Poi capitò un mesetto prima che ebbi un contatto nuovamente con l'organizzatore e mi disse: guarda che la nostra è una gara particolare. Particolare nel senso che è investita della medaglia d'oro, ovvero sia praticamente il massimo riconoscimento della Federazione delle Ultramaratone. Noi invitiamo un atleta per continente e ci teniamo a che gli atleti che vengano facciano del loro meglio e non siano messi in grado di realizzare la loro migliore performance, la loro migliore prestazione. Considera che il tutto si svolge in un campus universitario e voi non siete solo dei corridori, ma sarete delle persone che devono dimostrare a degli studenti che con la buona volontà, nonostante si soffra, perché sicuramente in una gara del genere si soffre, si possono ottenere dei risultati importanti. Quindi mi avevano caricato ancora di più di aspettative e di responsabilità in questo modo. Non c'era solo, diciamo, il desiderio finalmente di tornare a correre bene senza soffrire come era capitato nelle ultime gare, senza i problemi fisici delle ultime gare, ma c'era anche questo ulteriore sprone. Beh, ma questa è una motivazione, dovrebbe essere una cosa, un bel input. Diciamo, spesso le aspettative sono anche pericolose. Comunque in questo caso sì, ha dato molto e il contesto era eccezionale, incredibile perché c'erano oltre 500 volontari presenti sulla pista, praticamente erano quasi tutti ragazzi appartenenti all'università. In più durante la nostra gara che prevedeva una quarantina di atleti, diciamo ce n'erano 6 invitati, tutti gli altri erano atleti diciamo di livello comunque internazionale che avevano delle prestazioni minime importanti e diciamo nello stesso contesto nelle corsie esterne della pista correvano degli staffettisti locali, facevano 10 per mezz'ora da ripetersi 4 volte, quindi c'era un grosso contorno, diciamo che nei momenti più importanti sicuramente c'erano più di 1000 persone, durante la notte sicuramente 600-700 persone c'erano, quindi non siamo mai rimasti da soli, direi, non ho sofferto di solitudine durante la corsa. Bene, se avete sentito dunque, beh tu sei insomma campione anche europeo della 24 ore, no? Sulla distanza delle 24 ore, quindi un'altra delle imprese insomma dei tuoi traguardi, difficile ricordarne perché sono tanti, aiutaci un po' tu, insomma la 100 km Extreme, Rimini Extreme, poi la Ultra Trail del Gran Sasso qua in Italia, e poi sei nella nazionale delle ultramaratone, anche lì hai dato dei contributi fondamentali a livello di squadra anche, no? Dopo 7 maglie azzurre stavo vivendo un momento di difficoltà, gli ultimi 2 mondiali non erano andati bene, nel penultimo arrivavo convinto delle mie capacità e dopo 6-7 ore uno strappo al polpaccio ha condizionato la gara, ho provato a correre per altre 4-5 ore ma il polpaccio era troppo gonfio, non riuscivo più a appoggiare il piede, quindi niente, ho dovuto ritirarmi. Mentre l'anno scorso, ahimè, ci fu un altro strappo, sempre diciamo legato alla stessa solita gamba destra, non nel polpaccio, ma insomma un muscolo anteriore e anche questo ha condizionato la gara, poi sono state diverse situazioni insomma, difficili là, per cui io avevo bisogno di sicurezza in me stesso e sapevo che se non avrei fatto una prestazione importante non avrei accettato di indossare nuovamente la maglia azzurra in quanto io sono convinto che non siano i meriti ottenuti nel lontano passato che ti permettano di rappresentare degnamente la nazionale, ma siano invece la situazione attuale, quindi la condizione dell'atleta che debba dimostrare, diciamo, di essere degno di questa maglia. E per cui avevo bisogno di una prestazione e il contesto poteva essere quello giusto.
Quando sei sul podio che sventola l'altri colore, senti l'inno di Mameli magari, o cosa provi? Cioè, come ti senti? Che sensazioni hai? Ma sì, è capitato qualche volta, insomma, alla Spartathlon, ai mondiali dove ero diventato campione europeo. Emozioni veramente, la testa non è lì, qualche lacrima inizia a scendere, inizia a pensare alle persone care, a volare verso la fatica, le persone che hanno rinunciato a tanto per te, a tutto quello che c'è stato prima e sicuramente il cuore esplode, non ha più controllo. E parliamo un attimo adesso del futuro. Siamo appena iniziato il 2014, quali sono i tuoi programmi, i tuoi impegni futuri, diciamo intanto per quest'anno, poi magari sai già anche al 2015 puoi accennarci anche a quello. Questa è una domanda difficile che mi mette in difficoltà perché purtroppo la gara più importante, che voleva essere la gara a cui volevo partecipare quest'anno, è stata totalmente snaturata, ovvero ha perso le caratteristiche che ha sempre avuto, che la contraddistinguevano. Parlo in particolare della Badwater. Volevo veramente farla, erano 2 o 3 anni che speravo di poter partecipare, ma come dicevo gli anni scorsi sono stato infortunato, quest'anno ero pronto ad andare e purtroppo hanno tolto la parte più caratteristica, quella dove le temperature sono decisamente proibitive e anche più bella a livello paesaggistico, quindi perde il suo fascino. A questo punto mi trovo anche nella grossa difficoltà di determinare le altre gare perché il mondiale ad ora non è stato definito, il mondiale di quest'anno. Ci sono alcune possibilità, però ahimè sembra molto difficile. Poi non abbiamo veramente i tempi tecnici per poterci preparare in maniera adeguata, non sapendo ad ora, diciamo, la data di questa gara. Quindi non lo so, è tutto ancora da definirsi. C'è una garetta che mi piacerebbe fare, che è la Nemea Olimpia, una gara di 180 km in Grecia che si tiene a giugno. Sicuramente sarà una gara di preparazione, per dire 180 km di preparazione per qualcosa di più lungo che non si sa cosa sarà, ma meglio non dirlo troppo in giro. Beh, insomma, direi che già sono degli impegni, no? Insomma, comunque, speriamo che questi mondiali arrivino sul calendario così potrai prepararti bene. È un movimento di queste ultra trail, queste distanze così immense per noi comuni podisti, è sempre in movimento, cioè è molto popolare, adesso è in crescita. Cosa ti senti di dire a chi vorrebbe magari provare lì, cioè, se uno si sente dire ma chi te lo fa fare, tu cosa gli risponderesti? Ma intanto i numeri parlano chiaro. L'Ultra Trail del Mont Blanc ha praticamente 4 volte il numero delle iscrizioni possibili che arrivano in una giornata. La Spartathlon ha chiuso le iscrizioni in 2 o 3 ore. Quindi c'è sempre più gente che desidera mettersi alla prova a vivere queste corse che regalano delle emozioni uniche. Cosa dire? Sicuramente essere coscienti di quello che si va incontro, essere preparati perché comunque ci possono essere dei rischi. È giusto che una persona faccia delle tappe di avvicinamento intermedie prima di affrontare una gara così impegnativa. Quindi passare gradualmente dalla maratona, poi andare in avanti, no? Ecco. Cosa adesso aspetta? Ah, sì, adesso delle domande, facciamo una serie di domande così, no trabocchetto, ma a sorpresa. Come atleta, hai ancora dei sogni nel cassetto? Qual è, per esempio, la gara che ancora ti manca? Il tuo sogno come atleta? Il sogno era proprio la Badwater, che ahimè adesso probabilmente per parecchio tempo non si potrà più fare, in quanto il parco della Valle della Morte non concede più permessi per la corsa. Quella era forse la corsa a cui più tenevo e che io avrei desiderato fare, infatti. Vedremo. E invece Ivan Cudin persona, che sogni ha nel cassetto?
Ma credo di averli esauriti quasi tutti perché Coincidono con i sogni dell'atleta, dell'Ivan ma non atleta. solo, insomma, è un lavoro fantastico che mi dà molte soddisfazioni, ho una famiglia che mi vuole un sacco bene, tanti amici, mi diverto a correre, corro bene e non credo di poter chiedere di Chiedere di più. più. E come fai a conciliare i tempi con il tuo lavoro così importante, con questi carichi? Insomma, perché prepararsi, allenarsi per queste discipline non è facile, richiede tanto tempo, tanta disponibilità, insomma, come fai? Cioè, già noi che lavoriamo, cioè, facciamo fatica a uscire a fare la corsetta serale, anche mentalmente, magari. Tu come fai? Ma sicuramente diciamo è difficile conciliare qualsiasi altra cosa, ovvero lavoro, corsa e famiglia. La corsa per me è il divertimento, quindi lo faccio volentieri. È ovvio che nei periodi di preparazione alle gare molto lunghe, soprattutto nei 2 mesi che le precedono, devo dedicare veramente parecchio tempo, insomma, arrivare a carichi settimanali di 200 km significa almeno 15 ore ed è difficile conciliare la vita quotidiana, sicuramente devo ringraziare anche le persone che mi stanno vicine e che mi concedono del tempo per potermi allenare. Se non ci fossero loro che me lo permettessero sarebbe impossibile, insomma, sì. Hai mai pensato di scrivere un libro sulle tue imprese, su quello, perché insomma ne hai alle spalle, hai da raccontare? Non sono capace di scrivere, no, me l'hanno detto in tanti. Diciamo che ho qualche racconto delle corse un po' più significative quando avrò un po' più di tempo. Penso che ci cascherò, diciamo, in questa tentazione, quindi raccoglieremo un po' le memorie delle belle corse, delle belle esperienze vissute. Proprio qualche, diciamo, cinque, mettiamo sulle dita ad una mano, cinque cose importanti su come affrontare, non dico le cose, cioè queste distanze lunghe, proprio la fatica, l'impegno, per motivare chi ci guarda, che dice, beh, posso provare, osare. Cosa gli dici? Cinque vocaboli che raggruppino, diciamo, l'input per provarci. Fiducia in se stessi sicuramente, l'aspetto fondamentale, quindi la convinzione prima di tutto, una preparazione sicuramente metodica e cosciente, buona diciamo considerazione degli aspetti metabolici, quindi è importante conoscere se stessi, conoscere i propri consumi calorici e alimentarsi in maniera adeguata, riuscire a vivere la corsa come un divertimento, anche nelle gare è Che forse è la fondamentale, cosa sì, principale, assolutamente. fondamentale. E sicuramente equilibrio psicologico per affrontare le gare è una componente importante. Anche quella, Sì. sicuramente. Bene, allora ringraziamo Ivan per questa bella chiacchierata, grazie di averci raccontato le tue ultime imprese, di averci parlato insomma di questa tua passione della corsa. Spero che sia arrivato un messaggio, diciamo, positivo. Ecco, avete sentito la cosa insomma, che a me ha colpito è quello di divertirsi, no? Affrontarlo sempre come divertimento e non come un peso, no? Sentire quello sicuramente è una cosa importante. Proprio l'ultimissima domanda, hai mai paura quando sei in corsa? Cioè, dire, non ce la faccio. Diciamo che nelle gare lunghissime si vivono dei momenti di difficoltà in cui veramente le crisi sono forti e si è portati a lasciare, ad abbandonare la gara, a rinunciare. A me è anche capitato di dovermi ritirare dove proprio c'erano delle condizioni di pericolo oggettivo per me, insomma, valutate o da me stesso o dai medici nel caso delle gare della nazionale. Paura reale no, perché insomma sono abbastanza cosciente dei miei rischi e quando vado avanti so che diciamo, posso arrivare alla fine. Bene, Ivan, grazie ancora per le tue belle parole che sempre, insomma,
Penso che chiunque ti abbia sentito abbia colto degli aspetti veramente importanti che non servono solamente nello sport, ma penso anche nella vita. Ti ha insegnato la fatica, l'impegno, cosa ti ha insegnato? Cioè, sono state positive nella tua vita, ti hanno portato miglioramenti, è importante soffrire anche mentalmente, poi si raccoglie anche nella vita, cosa dici? No, assolutamente sì, sicuramente la convinzione, la fiducia in se stessi è fondamentale. Io da ragazzo ero veramente molto emotivo, avevo qualche dubbio anche a me, su di me, su quello che potevo fare. La corsa sicuramente mi ha dato tantissimo, mi ha dato una forza interiore che sì, fondamentale. Bene, grazie ancora Ivan, in bocca al lupo per tutte le prossime imprese che ti accingerai ad affrontare e sicuramente raccoglierai ancora altri grandi risultati. In bocca al lupo e grazie ancora per questa chiacchierata di oggi. Grazie a voi. E grazie a voi che ci avete seguito, alla prossima.